player dell'incontro. Per CGR il Pozzo Predamano scende in campo col numero 1 Lorenzo Zanottiga, col numero 5 Giuel Massacci, col numero 11 Giovanni Campanese, col numero 15 Gian Bensa, col numero 16 Marco Cecurti, col numero 17 Gian Ferri. Chiude lo starting player in libero col numero 3 Andrea Ferrari. Il primo allenatore è Fabrizio Marchesini, il secondo allenatore è Sergio Cecchini. Bolla in Treviso, con il numero 1 scende in campo Andrea Becco. Numero 3 Gioele Babbo. Numero 9 Andrea Pegoraro. Numero 11 Edoardo Cugnari. Numero 12 Francesco Lazzaro. Numero 15 Riccardo Mazzocca. E chiude il libero con numero 16 Mattia Amarelli. Il primo allenatore questa sera Federico Saldero e dirigente accompagnatore Guido Beriso. Possiamo quindi iniziare questo match. Safety. CGR il Pozzo 2-1. Zanottiga. Ancora a campo il nostro Riccardo Mazzocca. 3-1 per gli ospiti. Ceglio al servizio.
Entra in campo su 6 al Treviso, Edo al servizio. Segna questa volta, non tacco. Carpanese alla battuta. Carpanese. Ancora punto in attacco tra la mano Salvani in questo primo set. Ancora il servizio Salvani. L'attacco di Cecuti con la mano. Treviso. A terra, con la mano.
Gio. Al servizio. E la segna questa volta. Sappi. 19 Treviso. Al servizio. Pensa. Servizio, libero la mano. Ancora palla a Treviso con Tego e 9 metri. Terminale con la partita di Tego. 14-10 per Treviso. Salto, una battuta. Non passa al servizio. Con il vantaggio Treviso, 16-12 sostituzione in casa per Romano, col numero 11 esce Campanese, col numero 10 entra Aita.
sul nastro questa volta la battuta del gol. Sempre in vantaggio Treviso 20-14 al servizio Bradamano con Feri. Riccardo Mazzacca 21-15 per Viola Granata. C'è Cutti al servizio. Gio. Il punto va a Bradamano, ma finirà l'applauso per Mattia Ail che c'è arrivato. Ancora 7 point Treviso, ancora sostituzione, Casa Bradamano con il numero 11 rientra in del campo Carpanese. Pensa. Appuntamento tra 3 minuti.
Match di recupero della sesta giornata del campionato nazionale di Serie B. Treviso avanti 1-0 nel match. Vedremo cosa succederà in questi primi 25 minuti. Francesco. Alla battuta con Zanoldi. Il punto, dito da mano, alla terra. Carpanese. Deco.
il CCR del Pozzo Pradamano. Feri alla battuta. Sull'angolo del campo, parità, 4 pari. Andiamo ragazzi. Feri. Torniamo questa volta il servizio del Pradamano. Mazzocca. Ceccotti. Terminato la battuta di dopo. Benissimo. Secondo set di gioco. C'è primo al servizio.
C'è Pedro. Saffi alla battuta. Metà terra del pallone numero 9 del secondo set. Carpanese. Il fallo primo tempo di Cecurti a terra, 16-10 avanti Treviso, al servizio Feri.
esce il campalese, con numero 10 entra Aisas.
Prego. Per Bradamano, ancora set point per Yoga Granata, 24-13.
Si riparte 0-0 per entrambe le squadre. Al servizio col numero 15, Beisa. Assegno Saffi. Andiamo ragazzi, al servizio Beisa. Primo punto per Giorgio Granata. Tornando al servizio con Lazzaro. Il punto era da mano. Andiamo ragazzi.
C'è Conte alla battuta. C'è Conte ancora alla battuta. Andiamo ragazzi! Ciao! Alla battuta. Andiamo ragazzi. Il servizio per la mano, punto previso, con ball ai 9 metri, 8 pari. Vai Gio. E 9 anche la maglia di Pego al servizio. Il primo tempo di Zanocchi a terra. Densa.
Si ferma sul destro la partita di Pugnal. Zanuti. Il punto in attacco di Radovano sulle mani del muro, oro Leonata. Ceruti. Andiamo ragazzi. Ferri. In 8. Attacco un po' la granata. 17 16 per gli avversari. 28. Prego.
18. Benza. Assegno Pradamano, ancora 19. A 19 il time out richiesto da Federico Salvedo per buon Treviso. Vettura 19 per Pradamano al servizio con Safti.
Il punto da Romano. Time out richiesto da Bolla di Treviso, questa volta 23-21. Si viene in campo 23-21 il prezzo. Andiamo avanti. Andiamo Becco. E con il set point di Prevemano arriva la sostituzione doppia. Con il numero 15 esce Pensa, con il numero 11 entra Campanese, con il numero 16 esce Cecurbi, con il numero 14 entra Fregolè.
in questo quarto set di gioco con Treviso ancora avanti 2-1 nel match. E con questo set che parte con il servizio di Lazzaro. Pensa al servizio. Questa volta Andrea Ricolla, ancora molto per Nadama. Segno la fight di Feri, il punto tra la mano. Safti, la battuta. Che conduce 4-2. Zanoni, la battuta. Gioca! Ed è vincente l'attacco di Radamani. Cecuti alla battuta. Ancora pronto da mano. Time out richiesto da Valentino.
C'è con te. Vidotto, servizio. Plaza, al servizio, andiamo! Vincente, da Paito di Ferri, 17 degli avversari.
Time out richiesto dal coach Salvedo. Un po' di Treviso. Al servizio, Benza. Sostituzione in casa Oro Granata con il numero 3 esce Gioele Barbon, con il numero 8 entra Gioele Favaro. Pensa. Saffi, la battuta. Out, attacco di Gioele Favaro, 15-8. Saspi. Non passa, attacco. Renata. Andiamo all'area. Chiude il cambio. Paolo Granata rientra in campo con il numero 3, Barbon. Consegna il punto numero 18
bravi, dai, ecco. Andiamo subito, dai! Saluti alla battuta. Conquista ancora punto in attacco Ferri sul muro, allontanata 20-10. Col numero 15 esce Mazzocca, col numero 5 entra il milanese. Andiamo là! Ancora vincente, dai. C'è quelli. Si ferma sul nastro della rete la battuta. Ubacon, punto. Prataman al servizio con Ferri. Ciampego al servizio. Grazie. Ciampego. Andiamo raga. Gio. In questo quarto set abbiamo bisogno di una buona battuta di Pego.
23-15 per Bradamano. Villotto, battuta. Chiude il cambio, coach Salvego col numero 15, entra in campo, gioca. Numero 25 per Bradamano, si va al tie break tra 3 minuti.
Questo tie break del recupero della sesta giornata del campionato di Serie B. Una volta improvvisa e rimaneggiata oggi in campo che certamente non mollerà in questo tie break sin da subito con il servizio di Milanese in questo quinto set. Andiamo raga! Sappi 1-1. Ed è pensa la battuta forza per Bradamano 2-1 per gli avversari. Andiamo l'area subito. Servizio per la squadra avversaria col numero 5 Sappi.
4-4, 6 ragazzi che ci siamo, forza! Al servizio, Zanuti. Lazza, forza! Ed è vincente l'attacco di Cerutti. Ancora avanti Treviso, 6-5, pronti ragazzi a cambio palla. Al servizio, con numero 16, Cerutti. Ne ha bisogno di te. Forza, forza, 7 pari, andiamo raga. Al servizio, con il numero 17, c'è Feri.
riprende con il servizio fair. Allora il servizio che ricorda il punto tra la mano alla battuta con Vidotto. Filippo. Ancora punto, la mano, 19. Pensa, forza la andiamo. Forza Gio, con testa Gio! Nel campo, punto quindi alla CCC era il Pozzo, Tropeci, Safti alla battuta. Punto numero 13 agli avversari.
Time out richiesto da coach Sagrino. Gaza, la battuta. Tie break con una sostituzione per Volley Treviso. Col numero 5 esce con un applauso Filippo Milanese, col numero 8 entra Gioele Paolo. Grazie. Questo recupero della sesta giornata di andata del campionato di Serie B.